hai un background poliedrico, ma proprio a 360 gradi, perché sei DJ, perché sei produttore e Yes. perché hai lavorato anche come proprio come host in radio, giusto? Sì, esattamente, Ecco. sì, sì, Allora sì, io sì. quello che ti voglio chiedere è capire un attimo, dal momento in cui ti sei innamorato e hai cominciato a registrare le tue prime cassettine ascoltando Radio DJ, cosa è successo dopo? Come Cioè, siamo come si è arrivati qui? evoluta sta passione? Beh, allora, tornando, ripartendo anzi Sì. da quel capodanno, no, in terza media dove feci la prima esibizione, poi da lì ho continuato e ho fatto per qualche anno ancora, ho continuato solamente, diciamo, lato DJ, quindi mixaggio, poi mi sono ero piccolo, quindi dovevo per forza di cose, i miei hanno dovuto inizialmente finanziare la cosa, quindi a un certo punto quel mixer lì ho capito che non poteva avere un grosso futuro. Ok. Ce l'ho ancora però, sai? Sì. Pensavo di fare un quadro, Anch'io ho di attaccarlo dei lì. vecchi pezzi Era di... figo perché aveva anche un campionatore all'interno. Che ecco, Wow! quella roba là Che che poi... mixer era? Ti ricordi che modello No, era? dopo se provo a cercarlo, però è Dai, difficilissima sta ok. cosa perché è una marca che non ho mai sentito, mai più, e Bellissimo. boh, non lo so. Però era figo perché aveva questo campionatore tipo da 5 secondi che poi in una parentesi rap ho utilizzato What? molto. E boh, vabbè, comunque a un certo punto capisco che quel mixer là è inutile, fondamentalmente trovo in una rivista di musica c'erano, in quel periodo andava tantissimo la Gemini. C'erano i magazine. C'erano i magazine, esatto. E c'era questa mega offertona dove con poche centinaia di lire all'epoca Di 1000 lire. potevi comprare mixer, giradischi, con i panni, con le puntine, le cuffie, un piccolo kit per iniziare. Mi mancano solo le casse, ma quelle Tempesta le ho prese perfetta. dall'impianto hi-fi di mio padre, che poi a un certo punto ha sfondato e ho dovuto... Poi, anni dopo, per un compleanno, gli feci il regalo di riconare le casse. Quindi mi sono fatto comprare questa console un po' più professionale, però anche lì, quel mixer là, aveva i gain, ma non aveva la regolazione, forse, no, non aveva neanche quello regolazione alti, medio, bassi, però insomma Oh. comunque erano due canali, aveva il fader, e però avevo i giradischi che non erano a trazione diretta come i Technics, ma erano a cinghia, quindi per dargli il tempo gli dovevi dare quella spinta Eh sì. e mezza in più, no? Perché prendesse i giri giusti, insomma è cominciato così. E facevo feste, festine di compleanno e In che vari... area del Veneto? Perché No, sei stato sì, in no, Veneto ma tu. sì, 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 sono veneto, sono nella provincia di Treviso, Quindi nel Trevigiano, nel diciamo. Trevigiano, ma proprio tra Casale e Quarto Altino, dove Casale ero Yeah. dove abitavo e Quarto Altino avevo la compagnia degli amici, quindi facevamo lì feste, festini. Era tutto in casa, tutto super amatoriale, però se c'era bisogno di musica chiamavano me, facevo io, Andy, portavo... we need you. Esatto. Ma poi, vabbè, avevo sempre, perché poi ovviamente avendo i giradischi iniziai a comprare i dischi, anche qui c'è un aneddoto curioso, il destino, no? Però avevo 5, 6, 7 dischi, mettevo i lati, tutte le versioni. B1, B2, A1, D2. Così. No, l'aneddoto è che poi cioè il negozio di dischi nel quale iniziai a prendere i dischi si chiamava Disco Sound in Viale Fragecondo a Treviso, che poi qualche anno dopo divenne i proprietari. Quando iniziai io c'erano dei proprietari che poi lasciarono in gestione ad altri due ragazzi. Uno è Fab Cassidy, che è All stato right, I met the guy. sì, Yeah, è l'ho stato il mio primo incontrato. ospite a Music Fair al Yeah. Tortuga, che ha lo studio a fianco a me. Super appassionato di Phonica, right? It was the guy that had the Phonica shirt. Yes, Right? sì, 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 ha delle Al ragazzo che cuffie, aveva la maglia di monocuffie, Phonica Records. Sì, 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 sì. Yeah, mi ricordo di lui, simpaticissimo. Appassionatissimo di musica, di vinili, Yeah. c'ha un mixer della Alpha Recording rotativo pazzesco. E lui era uno dei due assieme a Salvo, che poi con il quale feci anche il mio primo vinile. Aveva questo negozio, quindi... E poi ci siamo persi di vista perché lui è andato ad abitare a Barcellona, anche a Londra per tanti anni, è tornato qui di recente da qualche anno
e si è preso lo studio a fianco al mio, adesso abbiamo riallacciato i rapporti, siamo diventati amici, abbiamo Bello. fatto, appunto l'ho ospitato, adesso avremo anche probabilmente prossimamente delle date assieme, insomma il destino, no? Quindi iniziai a prendermi i dischi e fino al, diciamo, nel 2000, sì, nel 2000, anche lì, sempre piccolino, i miei comprarono il primo PC di casa. E Wow. io la prima cosa che feci fu farmi dare da un amico che già faceva musica 2 o 3 CD pieni di programmi, di VST, di plugin, installai subito tutto, iniziai a fare le prime cose. Mm, eh, e anzi, addirittura c'era un altro amico. Proprio il primo primissimo approccio era un programma che funzionava in DOS. Ok. Si chiamava Fast Tracker, quindi quando i vecchi PC per farli avviare dovevi scrivere Win, no? Per far partire Yeah. Windows. Prima però c'era il background, no? Che era il DOS. Questo programma funzionava in DOS ed era un sequencer Fantastico. dove dovevi andare via i test, dovevi scrivere le note proprio Ah, dei sample e iniziai con quello, ma poi nel tempo li ho passati un po' tutti, Acid, Cubase, Logic Rebirth. Io mi Pro, ricordo Rebirth, Sì, l'ho usato tantissimo. che erano i primi sound proprio acid che avevamo, Esatto, c'erano le un'emulazione del simulazioni delle Roland, 303 al tempo. bellissimo, sì, l'ho usato molto. Lì il problema era che non potevi registrare la session. Yeah. Quindi, mi spiego meglio, la potevi registrare, ma la dovevi creare live. Quindi tu premevi il rec e iniziavi, buttavi dentro la cassa, tutto live, come un po' un Kink, no? Kink che fa tutto live, mi va in mente lui adesso. Tu dovevi quindi andare tutto live, avere tutto in testa, infatti facevo ogni volta una cosa Era differente, molto, molto però era molto più creativo. artigianale Sì. il procedimento, dai synth, dal computer che utilizzavi al mixing desk, entra tutto via cavo, non c'era nient'altro di USB, non esisteva, No, c'erano niente, 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 ecco, niente. balance cables and jacks, quello era. Niente. E poi, come dicevamo anche prima, internet era agli albori, per i primi, no, forse, no, no, in quell'anno assieme al computer mi arrivò anche la connessione internet, però i siti internet erano Sì. pochissimi, trovare informazioni, non trovai sicuramente i vari tutorial che trovi oggi, quindi era tutto sperimentazione. E iniziai così a mettere le mani appunto nei primi. Il primo forse fu dopo Fast Tracker fu Acid, comunque già lavorava con un'interfaccia simile a quella di oggi. E iniziai a sperimentare, a fare musica con quello. Bellissimo. E che E anni erano questi? Inizio anni primi, 2000? primi 2000 proprio penso per il compleanno, io sono di gennaio, quindi proprio primo mese del 2000, è finito il Millennium Bug, non c'era pericolo di Il computer nessun funziona, era a pericolo. posto. Ho iniziato e non ho mai più smesso in realtà.